Buonasera, benvenuti a un'edizione direi speciale del Gioco del Mondo. Lo avete visto, non siamo nei nostri studi televisivi, ci sono lavori in corso a Comano perché proprio negli studi c'è una ristrutturazione in atto anche per questo programma e lo scoprirete a settembre. E dunque siamo in esterna, anche se è strano dire in esterna, considerato che qui alle finestre ci sono le sbarre e sui muri c'è il filo spinato. Siamo infatti al carcere della Stampa ad accoglierci il direttore delle strutture carcerarie del Canton Ticino, Stefano Lafranchini del Torchio. Buonasera. Buonasera a lei e benvenuti. Ma chi dice benvenuto? Dico io benvenuto a lei perché è nel nostro programma oppure lei a noi perché siamo qui nella sua struttura? Ma diciamocelo tutte e due. Ma sì, benvenuti, ecco, è andata così, benissimo. Io ho notato, ho parlato di sbarre alle finestre, che nel suo ufficio ci sono le finestre con le sbarre. Come le vive, come le ha vissute già quando è entrato qui i primi giorni che ha preso possesso del suo ufficio al carcere della Stampa? Guardi, non è la coercizione di tipo logistico che toglie il respiro, è più quella di tipo psicologico. Mi spiego meglio. Spesso, non appena ne ho la possibilità, mi piace andare al passeggio dove le persone detenute fanno l'ora d'aria. E mi piace parlare con loro, discorrere anche con le guardie, con gli agenti di custodia, eccetera. E francamente è il clima che si percepisce la cosa importante, quindi è più la maggiore o minore distensione che fa la differenza. Quando io percepisco un clima disteso non mi infastidiscono nemmeno le sbarre alle finestre. Poi uno può lavorare in un ufficio ma sentirsi in prigione anche se non ha le sbarre fisiche alla finestra. Qui non ci sono, siamo comunque all'interno del carcere. Dove ci troviamo? Questa che sezione è del carcere della Stampa? È una delle sezioni principali perché è l'ubicazione dove i detenuti possono intrattenere le visite con i propri visitatori, quindi cerchiamo di renderla un po' più ariosa, un po' più spaziosa e un po' più gradevole e meno coercitiva. Quindi è il luogo dei colloqui, siamo nel luogo perfetto, direi, per questo nostro incontro del Gioco del Mondo. Bisogna capire chi tra di noi gioca il ruolo del detenuto e chi quello del direttore, ma lasciamolo sospeso. Lasciamolo sospeso, lo scopriremo alla fine. Io intanto le posso proporre come alter ego per farsi accompagnare nel suo Gioco del Mondo delle pedine. Direttore, lei cosa sceglie fra la fortuna oppure l'imperatore? Penso che di autorevolezza e autorità un direttore qui ne deve avere e come. Altrimenti abbiamo l'eremita, che è una persona saggia che ogni tanto gli piace anche stare in solitudine. Se no la morte, suona il violino, non è una fine ma è un nuovo inizio. Altrimenti l'amore, e so che qui c'è anche la casa dell'amore, poi magari ne parliamo. Altrimenti il matto. Direttore Lafranchini del Torchio, lei cosa sceglie? Ma è molto difficile scegliere perché sono effettivamente tutte figure molto interessanti e intriganti. Forse potrei essere predestinato a scegliere l'imperatore, ma in realtà scelgo il matto, ma per un motivo preciso. Questa è una scelta che mi intriga, non ho capito, ecco, perché? Allora, lei consideri che siamo cresciuti io e i miei fratelli con un padre psichiatra. Quindi, ecco, la diversità, i comportamenti bizzarri, le anomalie facevano un po' parte della nostra esistenza e facevano parte anche del quotidiano. Questo ci ha un po' aiutati a sviluppare un po' uno spirito di astensione del giudizio e di inclusione verso la diversità in tutte le sue forme. Lo stesso motivo, il secondo motivo per cui ho scelto il matto è perché io incarno istituzionalmente due funzioni in due istituzioni totali per eccellenza, che è l'esercito e il carcere. Quindi l'opinione che si fanno le persone di me prima di conoscermi è estremamente netta e molto ben definita. Poi la persona che incontrano in realtà è molto diversa dall'idea che si sono fatte e questa le pone un po' in una situazione, le spiazza un attimino, così come può spiazzare una persona bizzarra quando manifesta i suoi comportamenti. L'ha giustificata benissimo, complimenti. Allora, siamo con il matto sulla casella della partenza. A differenza dello studio, qui non possiamo girare. No, ma io preferivo appunto le caselle tridimensionali, mi sento penalizzato a dire. Va bene, sa cosa faremo? La rinviteremo, chissà, qualora il Gioco del Mondo dovesse in un futuro tornare. Il dado è da trarre, vedi che è un po' consumato, per esempio il 3, perché qui è un 2,5. ne ha fatti di chilometri questo dado. Prego, direttore,
Parte 6. subito forte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma non era lei che muoveva la pedina di solito? No, di solito la muovo io quando l'ospite è collegato con Skype a distanza, quindi per forza lo devo fare io. Abbiamo saltato un sacco di caselle interessanti, ma siamo arrivati su una casella interessante, quella del lavoro, per forza lo deve essere. Appunto, abbiamo detto, direttore delle strutture carcerarie del Canton Ticino, brigadiere, in Italia direbbero generale, cioè che questo dà la misura dell'alto grado che lei ricopre nell'esercito, è stato ufficiale professionista, e però lei ha svolto anche dei lavori di consulenza aziendale, possiamo dire così, per esempio vice direttore di Labor Transfer, dove in sostanza lei si occupava di migliorare le condizioni che erano di quell'azienda, del personale, portandolo da una condizione di stato qual era a una auspicabile, no? C'è questo passaggio. Qui dentro è più difficile fare questo lavoro, migliorare le persone. No, direi che è indispensabile, comunque in qualsiasi azienda. Questo non differenzia il carcere da qualsiasi altra azienda, nel senso che gli obiettivi che ci si prefigge e che si vogliono raggiungere non possono astrarre dalle persone, da come si sentono le persone. Per questo che io ho sempre interpretato il mio ruolo come colui che deve gettare le migliori premesse affinché le persone possano svolgere al meglio il proprio lavoro. Quindi questo riferito al personale. Riferito alle persone detenute, è la nostra missione. L'articolo 75 del Codice Penale dice che il nostro lavoro consiste nel preparare la persona detenuta alla capacità di vivere esente da pena, che detto così vuol dire tutto e non vuol dire nulla. Fondamentalmente noi dobbiamo riuscire a trasmettere alle persone quelle competenze che permettano loro di riconoscersi nel nostro ordinamento sociale. Quindi c'è ovviamente l'obiettivo, la risocializzazione, si è passati da un carcere, una volta era quello d'ancien regime, adesso siamo in strutture moderne dove sulla casella del lavoro non possiamo non ricordare che qui c'è la legatoria, la stamperia, la falegnameria, si lavora. Ma lei perché ha voluto diventare direttore delle strutture carcerarie dopo altre esperienze lavorative? Perché ha voluto mettersi in fondo a confronto con il lato oscuro, con la faccia oscura della società, che poi magari per certi aspetti è anche la più luminosa? Allora, innanzitutto in questo lavoro confluiscono tutte le competenze che ho acquisite nei lavori precedenti, nel senso nell'esercito ho condotto persone, in altre aziende ho gestito, quindi l'organizzazione, abbiamo anche un aspetto imprenditoriale tramite i nostri laboratori e abbiamo appunto un aspetto sociale che mi affascina molto. Per quanto attiene al lato oscuro, vede, lei deve considerare che comunque in carcere noi partiamo sempre dalla vittima, quindi dal danno subito dalle persone al di fuori da qui, perché siano reati contro il patrimonio, reati contro la persona, ci sono sempre delle vittime. E questo è il punto fondamentale attorno a cui il detenuto costruisce il suo percorso di risocializzazione. Quindi da questa presa di consapevolezza, questo esercizio empatico del danno che ha arrecato a terzi. Detto questo, però, io non penso che in un carcere si concentri il lato oscuro dell'umanità. Io sono convinto che in ognuno di noi alberghino entrambi i lati, quindi quello oscuro e quello più luminoso. E il carcere, guardi, è un microcosmo nel quale si ritrovano persone, innanzitutto, al di là del reato che hanno commesso, con i loro punti di forza, i loro punti deboli, le loro paure, i loro timori, le loro strumentalizzazioni. E quindi questo lato oscuro io non lo percepisco, non più di quanto non lo possa percepire altrove. Lei respira la stessa aria dei detenuti per certi aspetti e per quali magari lei è simile ai detenuti? Questa è una domanda che avrebbe dovuto porre a mia mamma ai tempi della mia adolescenza, avrebbe potuto risponderle in modo molto più esaustivo. No, siamo persone, vede, al di là dei ruoli, perché i ruoli sono molto ben definiti. Io quando incontro le persone detenute, sia al passeggio sia a colloquio, non c'è bisogno di sprecare energie e risorse per far capire chi sono io e chi sei tu, lo sappiamo entrambi e quindi c'è molto più spazio per la relazione quella vera e in questa relazione vera emergono due persone, entrambe con i punti di forza e punti di debolezza, entrambi con le loro esigenze, rivendicazioni, eccetera. Ma lei poi deve avere
ovviamente l'imperatore l'avrebbe scelta per l'autorevolezza, l'autorità ci vuole, ovviamente perché si ha a che fare con persone che sì, sono in fase di miglioramento, però ne hanno anche combinate, va detto, ed è giusto che stiano in carcere. Ma io volevo chiederle, lei è anche cittadino, privato cittadino, da una parte direttore, e deve come direttore applicare delle leggi che sono state stabilite da altri. È mai in conflitto con le leggi che lei comunque deve far applicare? Ma direi di no, perché io comunque sono a valle della catena penale, nel senso che le persone qui sono già state giudicate, sono già state condannate da altri, e io penso che per chi lavora in un carcere è importante che sia così, nel senso che noi dobbiamo sfuggire dalla tentazione di condannare 2 volte la stessa persona per il reato che ha commesso. Quindi al di là della severità di una pena o di quanto prescriva il codice penale, fondamentalmente io sono contento di vivere in un contesto dove questo non mi deve troppo riguardare. Io preferirei non essere contaminato da questo tipo di riflessione. Poi, come qualsiasi cittadino, posso avere anch'io la mia opinione. Sì, beh, no, perché poi si ricorda, De André, non so se ovviamente fa parte del suo bagaglio, no, culturale, De André. Sì. Cantava, adesso non mi ricordo più in quale canzone, cercavi la giustizia ma trovasti la legge. Cioè le leggi, ma anche la giustizia, ciò che bene e male poi muta con il tempo. Durante il nazismo si pensava giusto, per esempio, punire gli ebrei solo per il fatto di essere ebrei, e questo è ovviamente intollerabile. Allora, anche dopo i secoli bui comunque c'è stata una contaminazione importante non solo del codice penale ma anche dei trattati medici scientifici quanto ad aspetti morali o etici. Pensiamo per esempio ad Oscar Wilde che all'inizio del Novecento è stato condannato per omosessualità, quindi è chiaro che c'è stata una contaminazione. Io però sono abbastanza positivo perché seguendo il corso del tempo e soprattutto in periodo post-illuministico io sono convinto che stiamo riuscendo a ripulire il codice penale da riflessioni di tipo etico per concentrarsi veramente ad aspetti meramente funzionali alla convivenza sociale. Certo. Mi viene un'altra osservazione, poi lasciamo la casella del lavoro. Ma è interessante, non possiamo rimanere qui tutta la Ma sì, puntata. ma assolutamente. Perché so dove sono ma non so dove vado. Esattamente. No, io volevo chiedere un'altra cosa, il suo compito è quello di garantire la detenzione, cercando il reinserimento sociale dei detenuti, ovviamente. Ed è una forma di punizione, va detto, chi compie un reato poi viene punito per quello che ha fatto. Però i puniti loro malgrado non sono solo i detenuti, sono anche per esempio i loro familiari. Mi viene in mente l'onta che può subire, la vergogna che può subire per esempio un padre o una moglie per avere un marito che è finito alla sbarra e poi in prigione, o i figli dei detenuti che crescono senza un padre presente in casa. Ecco, lei si è mai posto questo problema della punizione che in fondo non finisce con la detenzione dell'imputato e del condannato, ma genera altro disagio. Chiaramente consideri anche che abbiamo delle persone detenute di sesso femminile con il proprio bambino, perché fino a 3 anni il bambino esegue la detenzione in compagnia della madre. Una delle stanze più umane di tutto il carcere è la stanza detta pollicino, è piena di peluche, di giochi, ed è la stanza dove i papà o le mamme giocano con i propri figli, un'oretta al mese, non di più. Ed è intrisa di umanità. E lì veramente si vedono solo esseri umani, non si vede la persona che ha commesso il reato. Sono persone però che, come dice lei, subiscono chiaramente la riprovazione sociale, ma anche la cattiveria dei compagni di scuola, se penso ai bambini, e quella comunque è abbastanza trasversale per quanto attiene alla diversità. E certo che in qualche modo pagano anche loro. Vede, comunque anche la cinematografia, la letteratura si è interrogata su metodi alternativi di pena, pensiamo all'arancia meccanica, no? Un metodo alternativo per far sì che la persona possa desistere dal commettere reati o possa essere risocializzata. Io penso che la modalità attuale, che presuppone un periodo in detenzione, è chiaro, gli anni di privazione della libertà hanno un carattere retributivo, cioè io ti punisco per quello che hai fatto. Ma approfittare di questo tempo trascorso in carcere per trasmettere queste competenze, perché una volta uscita la persona non rappresenti più un rischio per la società, penso sia un metodo, una metodologia che sta portando i suoi frutti. Lei pensi, per esempio, che per i reati sessuali è stato condotto uno studio in Canada e si passa
la mera detenzione, quindi nessun intervento, da un tasso di recidiva del 17% a un tasso di recidiva del 3% se su queste persone vengono adottate delle misure terapeutiche, quindi di risocializzazione. Chiaro che l'adozione di queste misure presuppone però che la persona sia contenuta in qualche luogo, certo, no? e che vi si sottoponga magari anche in modo coercitivo. Lasciamo, perfetto, lasciamo il lavoro? Sì, lasciamo Prego. il lavoro. No, Vediamo. lasciamo il lavoro, no. Io sono al lavoro, però vi assicuro è anche un piacere stare qui. Ma un altro 6 che mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco, no, ho barato. hai barato, perché i sogni non... No, perché di solito quando gioco con mia figlia baro sempre, ma anche lei se ne accorge sempre che mi sta facendo. Ma perché voleva scappare dai sogni? È una casella che... È un po' troppo astratta, è astratta, però mi sottoporrò ben volentieri alla sua tortura. No, volevo capire se qui dentro lei comunque umanamente realizza e ha realizzato i suoi sogni. In un luogo dove è privato, l'orizzonte viene privato da mura alte, da filo spinato, se è lecito sognare anche qui dentro. Qui si coltivano i sogni di una vita migliore, presumo per alcuni, oppure i sogni qua vengono... Ho detto che avevo fatto 7. Ecco, sì. Allora, senta. Certo, diciamo così, più che sogni, obiettivi, no? Si possono coronare obiettivi da raggiungere. Lo posso fare io, ma soprattutto possono coronare gli obiettivi i miei collaboratori che fanno una professione estremamente delicata, arricchente, ma anche difficile. I miei collaboratori più di me devono riuscire a conciliare l'aspetto umano a quello coercitivo. Perché più di me? Perché io vedo la persona detenuta raramente, mentre loro hanno a che fare con la persona detenuta tutto il giorno, quindi devono riuscire a dire la parola, a cogliere i segnali di sofferenza, così come a far imporre il regolamento. Quindi io li ho sempre molto ammirati per questa capacità che esprimono in modo importante. Certo che invece abbiamo tutta una parte di sogni in un carcere. Secondo me un carcere è permeato da sogni, sono i sogni delle persone detenute. E chiaramente si cerca in qualche modo di indirizzarli, soprattutto grazie all'operato dell'ufficio dell'assistenza riabilitativa, che con loro definisce un obiettivo di reinserimento, definisce tutte delle modalità formative, lavorative, professionali, tutte delle misure terapeutiche, ma non solo, per permettere a queste persone detenute di concretizzare un loro obiettivo. Un loro sogno, che può essere anche un sogno. Certo. Vede, se io recentemente ho parlato con una persona che è da 30 anni che compie rapine e francamente quella sofferenza dipinta sul volto dice basta, cioè io ho un figlio, io voglio dare a questo figlio un altro tipo di padre. Cioè, secondo me già questo è un po' un coronamento di un sogno. Già solo il fatto che lo dica, se poi riesce a raggiungerlo, questo è il coronamento totale del sogno. Ecco. Allora lasciamo i sogni perché lei voleva andare sulla libreria, semmai, no, non so se c'è, è un escamotage, lanciamo il dado, va bene. Però mi devi spiegare il sogno del biologo, io questo non l'ho capito perché non tutti sanno, sappiamo che è brigadiere dell'esercito, direttore di strutture carcerarie, che ha avuto esperienze anche alla RSI 2 anni come responsabile dello sviluppo e della formazione aziendale. Biologo, lei da ragazzo, attinente di Giubiasco, va a studiare biologia a Zurigo. Perché? Ecco, la vita, lo studio della vita, perché le interessava? Sì. Allora, non è che la biologia sia preclusa agli attinenti di Giubiasco. No, davo al nostro pubblico un elemento in più per cercare di inquadrare. È ovvio. Allora, ma perché coniuga aspetti che mi hanno sempre interessato molto, cioè la scienza. Lei consideri che a questo mondo, quando si cresce, come l'ho detto, in un ambiente dove il giudizio viene sospeso ed è tutto opinabile, alla fine si finisce per perdere certezze. E le certezze la matematica, la fisica, la scienza in parte te le dà. E quindi cioè lì possiamo discutere a lungo se vogliamo sulla correttezza di un'equazione, ma perderemmo il nostro tempo perché almeno è definito o è vero o non è vero. Quindi è un approccio molto logico che a volte rappresenta anche un punto di ristoro dalla continuo mettere in discussione quotidiano.
E in più però non è scienza esatta, ma coniuga il metodo scientifico a comunque lo studio della vita, quindi anche un aspetto più umano che mi è sempre interessato. Ecco, la vita, io qui entro in un argomento molto delicato e spero di dirla bene, ecco, per non sembrare indelicato. Ogni tanto la vita si esprime su forme che esulano dalla consuetudine. Lei, come direttore del carcere e come brigadiere, cerca l'allineamento un po' dell'uomo, no? Di solito io ho sofferto servizio militare perché dicevano, ecco, mettete tutti così, però come padre, lei è padre di una figlia che è portatrice di disabilità e in quel caso la vita si esprime non attraverso un allineamento, ma attraverso nuove forme di esistenza. C'è, non so se dire, un conflitto, fra il brigadiere che vuole le persone allineate e il padre che invece ha avuto la testimonianza in casa che la vita ogni tanto non si allinea, ecco, che trova nuove vie. Guardi, è un'esperienza dolorosa, ma anche estremamente arricchente, perché fondamentalmente permette di approcciarsi alla vita in modo un po' meno sicuro. Cosa intendo con sicuro? Lei lo ha detto, il mio ruolo, la mia funzione, si corre anche il rischio poi di acquisire certezze. E alla fine una persona quando acquisisce delle certezze, secondo me diventa un po' miope, si approccia all'esistenza pensando di sapere tutto, pensando di possedere la verità. E invece un'esperienza come questa, di questa topina, che con le sue difficoltà, fa capire, come dice lei, che la vita non sempre va come vuole, come vogliamo noi, che non sempre gli obiettivi possono essere raggiunti, e che forse le cose importanti sono altre. E quindi per estensione, per traslazione, questo concetto e questo vissuto mi piacerebbe anche metterlo a disposizione qui, in questo luogo. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. C'è un lato spirituale, mi sembra di percepire comunque in Stefano Lafranchini del Torchio, perché lei ha detto sì, la biologia è confortante perché applica gli schemi scientifici e cerca un po' di spiegare la vita secondo le nostre leggi, quelle di causa-effetto, eccetera, eccetera. Però appunto tramite sua figlia così si capisce che c'è qualcosa di più, o no? È una persona spirituale, lo dico anche a chi si era messo in politica per i colori del PPD e magari, ecco, la credenza in qualcosa di superiore c'è. Allora, vi è un aspetto spirituale come può esserci nelle persone permeate da uno spirito scientifico, nel senso che sicuramente io credo che le leggi della natura abbiano un senso che esula forse dalla comprensione di causa e effetto, la loro esistenza almeno, poi come si esprimono ovviamente sì. E quindi mi piace immaginare un ipotetico Dio, no? Con la sua mente, le leggi della natura e il suo corpo è l'espressione, l'universo o gli universi. Quindi c'è sicuramente un conte spirituale, ma un conte direi anche molto, molto riflessivo. Certo, intanto anche se i collaboratori spesso mi imputano di essere una persona impulsiva, questo va pur detto. Sì, così mi sono bruciato al prossimo colloquio di un lavoro. po' matto, insomma. Alla fine ha scelto anche questa pedina e non a caso, una pedina che viaggiando, lei ha la mano fortissima, ha fatto 6 e 5 ed è giunta sulla stazione ferroviaria. Ecco, io non so se a lei questa immagine della stazione ferroviaria evoca qualcosa in particolare. Il viaggio, non lo so. Allora, evoca sofferenza, perché fondamentalmente il bagno di folla in generale o gli spazi non refrigerati, gli odori, eccetera, non sono luoghi che frequento volentieri. Poi, dopo 35 anni di esercito e di caserme, può sembrare un po' contraddittorio, ma è anche per quello che ho scelto il matto, perché in me è vero tutto e il contrario di tutto. Però ultimamente mi evoca un bellissimo ricordo. Ed è domenica quando ho portato la figlia più piccola a vedere la partita di Coppa del Lugano a Berna. E quindi adesso il treno lo associo a quella bellissima esperienza e al di là del risultato, che ovviamente fa piacere, ci mancherebbe,
Ecco, e questo è un ricordo che servo e che penso servirò per lungo tempo, ma anche lei penso che lo servirà. Mi piace immaginare quando la prossima volta che una squadra ticinese vincerà la Coppa Svizzera, molto probabilmente io e lei non ci saremo più. Si scherza, sono tutti a croci torti che abbiamo avuto al gioco del mondo e gli ho portato fortuna perché abbiamo avuto... Il mio è solo sano realismo, però ecco, dovesse essere anche così, mi piace immaginarla magari con i figli o nipoti, sapete che io l'ultima volta ero con il nonno a vedere la partita. Più che un prato verde, anche se il Wangdorf mi sembra c'è l'erba sintetica, lei però mi risulta che sullo sport va più sul ghiaccio, sbaglio? È sul cemento, è hockey su rotelle. Ok, su rotelle. E questa passione è venuta come? Cioè, perché uno il ghiaccio non ci può andare. Forse la domanda dovrebbe essere, ma questa passione ce l'ha ancora, malgrado la sua età? Vuole venire qui al mio posto? Faccio la domanda giusta, ecco, ce l'ha ancora questa passione? Allora, lei sicuramente conosce Konrad Lorenz, lui ha scritto un libro, Il cosiddetto male, e il cosiddetto male parlava dell'aggressività. L'aggressività, perché diceva cosiddetto male? Perché non è una componente negativa, l'aggressività è una peculiarità che possiede qualsiasi essere umano e che è funzionale alla sua esistenza e al proseguimento della specie. E ognuno di noi la esprime in qualche modo. E io ho trovato questo modo per esprimere la mia aggressività in un contesto normato, in un contesto legale, dove se alzo troppo il gomito prendo 2 minuti, francamente non posso in Piazza Riforma alzare il gomito su qualcuno, in una pista da hockey lo posso fare. Magari uno alza il gomito al bar, quello si può fare Esattamente. nel tempo libero, però giustamente invece con l'hockey... E lo sport secondo me comunque si presta molto bene, perché lo sport è una messa in scena, lo sport pensi a una partita di calcio, pensi ai termini usati, il bomber, il siluro, la cannonata, bomba, l'attacco, la difesa, quindi è una salgono le torri, esatto, qualcosa. È una messa in scena Giusto. di comunque quelle che sono le nostre pulsioni, però una messa in scena tollerata socialmente. E quindi io metto in scena la mia aggressività in un contesto tollerato socialmente. Certo. Talento in cosa? In che ruolo gioca? No, non sono mai stato talentuoso. No, perché sono basta consapevole. quella cosa di andare a farsi una bella sudata e giocare. Esatto. Penso che abbiamo il tempo ancora per capire il matto del direttore dove va. 1, 2, 4 e siamo sul Viale del Tramonto. Che non ho mai capito se la luce del tramonto è una bella luce o no, il Viale del Tramonto è una bella cosa, alla fine o no, il discorso della maturità, degli anni che passano, l'esperienza che si acquista. Lei lei ha a che fare col tempo, perché qui anche i carcerati hanno a che fare col tempo, no? Contano i giorni che rimangono. Il cinema ci ha rimandato fior di immagini classiche, no? Del detenuto che fa la tacchetta sul muro. Il tempo conta qui in modo diverso, ma per lei si vedrà ancora qui dentro come direttore ancora per tanti anni. Guarda, a differenza di quello che non si potrebbe pensare, il contesto del carcere è estremamente dinamico, proprio perché vi sono sempre degli studi, delle sperimentazioni, dei tentativi di migliorare la detenzione e l'obiettivo della detenzione, quindi si parla di concetti come giustizia riparativa, di sicurezza dinamica, quindi che cercano di integrare le evidenze emerse da altre scienze nella criminologia, quindi nel tentativo di risocializzazione delle persone detenute. E quindi è estremamente affascinante cercare di rimanere al passo con queste tendenze, con queste dinamiche. E fin quando non avrò scontato l'ergastolo, io penso che rimarrò ancora un po' in carcere. C'è una battuta che gira, mi risulta, dicono gli agenti di custodia, guai a chiamarli secondini, che è denigrante, dicono i detenuti a un certo punto se ne vanno, noi invece rimaniamo qua per tutta la vita. Io ho collaboratori che hanno passato qui dai 40, oltre 40 anni, e quindi hanno visto tutta l'evoluzione anche del sistema carcerario e del concetto di sistema penale. Poi la vita dell'agente di custodia evidentemente è diversa nel senso in cui ovviamente beneficia di un contesto protetto al di fuori di qui, che però deve organizzare bene. Deve organizzare bene perché, come detto prima, la professione di agente di custodia è molto affascinante, ma richiede anche tanto. Quindi un contesto dove lui possa veramente rilassarsi e staccare per un momento.
Direttore, il tempo per noi qui è terminato, mezz'ora, adesso usciamo, ci fa uscire, no? Ci siamo comportati bene. non è che- Considerate le domande, forse fra 2 giorni. Fra se ne acaba 2 con 2 giorni, sì, dai. perché quasi può stare da un giorno, no, qua insomma, la detenzione da un giorno fino a 20 anni, insomma. Esatto. Noi abbiamo fatto mezz'ora ed è stato veramente un piacere. Grazie direttore e buon lavoro. Grazie a voi. E grazie anche a voi per averci seguito in questa edizione speciale, ed è stata speciale anche proprio, lo avete sentito, per il nostro ospite. Grazie, ci vediamo fra una settimana con un'altra edizione del Gioco del Mondo. Buona serata.